Maestro, mi racconta il suo metodo di lavoro con Giacomo Dell'Orso, Roby Poitievin e anche Brezza stesso, come si strutturava poi l'organizzazione di una colonna sonora all'interno della pellicola? Per il commento dei film, innanzitutto la cosa più importante era la presa dei tempi. Io mi ricordo che la cosa più precisa, che quella me la facevo io personalmente, io andavo in moviola e mi segnavo la pellicola con tutti i minutaggi, le entrate, le uscite, sempre d'accordo anche con il regista, perché c'erano delle scene, dicevano: no, guarda, qui non mi fare niente perché ci sono gli uccelli che vanno bene. Io, perfetto. Quindi mi facevo tutti i metraggi vari e dopodiché con questo schema, che mi è sempre stato ammirato da tutti i miei collaboratori che mi si trovavano questa cosa perfetta davanti, mi mettevo a lavorare sui temi, leggendo la sceneggiatura ovviamente, mi mettevo a lavorare sui temi, facevo scegliere il tema d'accordo con il regista, meno uno che fu quando feci tutta la serie degli Emanuele. Ci fu il Massacesi, che era il regista, operatore e regista, il quale non voleva mai sentire, diceva: guarda, mi fido di te, fai quello che vuoi perché il primo che mai fatto andava bene, continua così. Allora, perfetto, io con lui non mi consultavo mai. E con gli altri si sceglieva quello che a loro era il tema che per loro era più gradito, poi io lavoravo con quello, chiamavo l'arrangiatore e stavamo lì con tutti i tempi ben precisi per le orchestrazioni. Dicevo: qui c'è una musica di suspense, quindi io suggerivo delle cose, lui me ne suggeriva delle altre, era un po' una collaborazione, diciamo. E poi c'era il tema che veniva sviluppato in vari modi, insomma, o con varie ritmiche. Se era un western c'era il galoppo dei cavalli, senza tempo tempo largo, eccetera. E quindi la mia collaborazione nasceva sempre così, i tempi me li pigliavo tutti io in moviola, eccetera. Poi dopo passavo a collaborare con l'arrangiatore, e l'arrangiamento, diciamo che ce lo facevamo un po' insieme, perché lui mi faceva sentire alcune idee, io gliene suggerivo delle altre, eccetera. Il tutto veniva messo sul pentagramma. Poi in sala, ancora quando si registrava, io stesso dico: no, guarda, questo leviamo la chitarra, che mettiamo, ci sono delle modifiche che si fanno continuamente in sala di registrazione, insomma. Ivi compreso il fatto che delle volte c'erano delle litigate, insomma, delle discussioni con il regista, perché delle volte ci faceva fare ci ordinava di fare, per esempio c'era una galoppata con una battaglia di western, insomma, cose del genere. Dice: qui ci vuole una cosa sotto potente. Ci mettevamo a lavorare con l'arrangiatore per fare un pezzo che in realtà, visto in moviola, funzionava benissimo, se non che dopo, quando sono andato in missaggio, si sentiva il galoppo dei cavalli, il rumore degli spari, la grida delle cose. A un certo punto io mi ricordo che dissi al regista, dico: scusa, ma perché lo sai che a quei tempi non c'erano le radioline riceventi? Allora mi dico: ma perché c'è? Non vedi che c'è un cowboy che ha una radiolina, che mentre combattono si sente una musica, dice: ma quella è la musica tua, quella è la musica mia. Dico: abbi pazienza, leva, perché già il galoppo e gli spari e le voci sono un suono, dico, quindi non serve altro. Oppure fammi una cortesia, visto che ti pago io il turno di un'ora, e sentiamo tutto questo senza neanche un rumore, solo con la musica. Io con la musica ho cercato di fare tutto, ho detto. E infatti la sentimmo anche così, e lui alla fine scelse di dire: hai ragione, ma sì, vedi che sai, delle volte il regista si fa prendere la mano perché c'è il rumorista che ha fatto i rumori, gli spari, per cui vuole usare tutto, no? Invece delle volte è sbagliato, solo perché l'orecchio umano poi non riesce a ricevere tutto quello che gli arriva, insomma. Ecco, avventure di questo genere che ogni tanto capitavano, anche di dover fare dei turni tremendi con la grande orchestra che poi non veniva usata. E io poi in quei casi facevo più che altro l'interesse dell'editore, perché noi, voglio dire, abbiamo sempre un orecchio su quello che paga, insomma, perché l'editore paga, poi se uno gli fa un brutto lavoro, la volta dopo dice: no, beh, l'altra volta abbiamo speso un sacco di soldi. E mi parla di Giacomo Dell'Orso? Guardi, Giacomo Dell'Orso è stato anche con lui un incontro abbastanza casuale, perché io avevo conosciuto il fratello Gianni, che si occupava di musica leggera, e un giorno, non mi ricordo per quale occasione, mi mancò la collaborazione di Poitevin, perché era partito per la Francia, non mi ricordo il motivo preciso. Allora c'è Gianni che mi dice: guarda che c'è io mio fratello che è un musicista
completo, ho fatto l'accademia, eccetera, perché non lo provi? Dico, proviamo, dico, a provare. Il primo film fu, mi pare, Bang Bang Kid, lavorai con lui, la collaborazione fu perfetta perché Giacomo è una persona squisita, una persona educatissima, uno preparatissimo, col quale poi avevo collaborato per sempre, da allora in poi. Tanto è vero che poi io me lo sono preso anche come direttore d'orchestra quando ho fatto le tournée all'estero, per cui ci siamo fatti dei giri in Brasile, in Corea del Sud, nel Nord America, ma specialmente in Brasile, perché io di tutte le offerte che mi arrivavano dall'estero preferivo sempre il Brasile perché è il posto dove mi trovavo meglio, insomma. Intanto il Brasile era enorme perché è grande come tutta l'Europa, insomma, no? E quindi il pubblico è un pubblico meraviglioso. E con Giacomo abbiamo fatto tutte le tournée in Brasile divertendoci con la direzione d'orchestra, montando un repertorio che io non avevo mai fatto, perché per l'estero mi richiesero, per il successo dunque lo spettacolo all'estero ha una storia ben precisa. Ci sono molti cantanti tipo Modugno, tipo molti di questi cantanti che vanno giù con il repertorio loro. Ora, mentre forse l'unico che se lo poteva permettere era Modugno perché aveva un repertorio enorme di canzoni, altri avevano magari 3, 4, 5 successi ma io ho visto anche degli spettacoli di Aznavour, per esempio, che per carità è un cantante di tutto rispetto, i quali si ostinano a voler fare solo il repertorio loro. E io mi ricordo che andai a vedere 2 spettacoli all'Agnemb di San Paolo, e lo spettacolo dopo 45-50 minuti comincia a calare, perché se tu continui a cadere poi dei pezzi sconosciuti, dei pezzi che la gente non conosce, la gente ti applaude per cortesia, eccetera, così. Allora mi ricordo che in questo mi aiutò molto un mio amico e impresario che è Adriano Aragossini, il quale, in contatto con l'impresario brasiliano, mi fece dare la lista di quello che io dovevo cantare. Dico, ma scusa, dice, guarda, non ti mettere in mente di andare giù a cantare soltanto i pezzi tuoi, perché fai la fine di quelli che tu hai già visto, no? Dice, quindi dammi retta a me, sentiamolo. Allora l'impresario brasiliano mi diede una lista di tutti i pezzi italiani che lì erano conosciuti, i pezzi miei, di Modugno, di Donaggio, come si chiama, di Morandi, i pezzi che lì avevano avuto successo. Quindi lui mi fece la lista di quelli e disse, quindi tu se fai questo ti canti i tuoi pezzi, poi dopo c'hai uno spettacolo completo di tutti i pezzi. E Aragossini mi disse, poi guarda, adesso a questo punto intervengo io, allora tu alla fine di questo spettacolo, che alla fine durerà 1 ora e mezza, 1 ora e 20, mi devi fare mezz'ora di musica napoletana. Io dissi, ma guarda che io non ho mai cantato la musica napoletana. Allora dice, beh, impara te le canzoni napoletane, chi è che non le sa? Le sai? Anche sì, ma infatti le so benissimo, dico, però non l'ho mai. Allora dammi retta, prepara mezz'ora di musica napoletana. Io facevo gli arrangiamenti con Dell'Orso, mi imparai tutti i testi napoletani che molti li sapevo così per accennare. Mi ricordo che feci il mio primo spettacolo all'Agnemb con una strizza, così provavamo il repertorio con l'orchestra, c'erano tutti i musicisti, molti giapponesi, c'erano gli archi, e a un certo punto feci il mio primo spettacolo e cominciai a cantare i miei pezzi che li conoscevano, applausi. Poi cominciai a cantare i pezzi degli altri, siccome erano pezzi conosciuti, applausi, cioè io appena cominciavo, cioè quindi l'applauso era più che altro la canzone, più che me, io la cantavo e me li prendevo io gli applausi, insomma. E quindi mi facevo 1 ora e un quarto di applausi continui, perché tutti i pezzi che la gente aveva piacere di risentire, applausi. Tant'è vero che mi ricordo c'era Adriano Aragossini che stava sul palcoscenico, telefonò a mia moglie a Roma e gli disse, guarda, senti che cosa succede, quindi avevo ragione io, neanche Modugno ha avuto tutto questo successo, tutti questi applausi. E mentre faceva cantare così avevo cominciato le canzoni napoletane, smettevo la mia prima parte con Exodus, che era un pezzo mio famoso, e cominciai con il chitarrista vicino a me, cominciai con un tenim, cioè così, la gente appena sentì le prime cose napoletane, tutti in piedi, perché non pensavano mai che io cantassi le canzoni napoletane, quindi fu una specie di rivelazione, insomma. Io mi feci 40 minuti di canzoni napoletane in crescendo, continuamente crescendo con l'orchestra più grande, sempre più grande, finendo con la gente tutta in piedi sulle sedie con i fazzoletti, quando io cominciai a fare la tarantella, funicolì, funicolà, e poi addirittura un sole mio lì proprio. Ecco, allora
Adriano Ragosini mi disse: hai visto Nico, se c'avevo ragione. Infatti io poi feci tutte le tournée, quella era la prima, tutte le tournée che feci in Brasile sempre con quel repertorio lì, ottenendo successi dappertutto grazie al repertorio, perché infatti un impresario serio, Adriano, che lo era, mi dice: guarda che il concerto di un cantante è fatto dal repertorio, perché a parte la bravura del cantante, la nomea che uno ha e la fama che uno ha, poi dopo se tu al pubblico non gli dai qualcosa di giusto, e il giusto in un cantante sono i primi 40 minuti, perché l'unico era Modugno che poteva reggere un'ora di spettacolo, perché c'aveva molti successi, ma gli altri cantanti ce n'avevano 4, 5, 6, poi dopo alla fine si spegneva la cosa. E allora poi c'era l'abitudine, al contrario di quello che fanno molti di adesso, che fanno durare i pezzi anche 25 minuti. Io ho visto dei concerti in piazza di cantanti famosi, insomma, i quali un pezzo lo fanno durare 20 minuti, allora è chiaro che con 3 pezzi riempiono un'ora, invece noi i nostri pezzi sono sempre durati 2 minuti e mezzo, 3, 4, insomma, al massimo, quindi ce ne dovevano essere molti, ecco. Maestro, nella sua carriera ha musicato molti film del ciclo Eurospy, per intenderci quelli alla 007 James Bond, come 2+5 Missione Hydra, Agente Logan, Missione Hippotron, Supercolpo da 7 miliardi, e poi anche alcuni film bellici come Comando di spie. Come si è rapportato a questo genere che differenziava dai suoi inizi, quelli dedicati al western? Quello che ho sempre avuto di bello, era un mio svantaggio, però poi si è dimostrato un vantaggio, che per me ogni film che io vedevo mi dava un'ispirazione che non aveva nulla a che vedere con la mia cultura musicale, cioè io mi rifacevo sempre a quel genere e guardando il film in moviola mi veniva spontaneo di fare delle cose che ovviamente molte cose forse mi rigurgitavano da cose già sentite, questo è ovvio. E qui andiamo sul discorso che feci con Rossellini quando volevo fare il regista, dicendo che se uno a forza di sentire delle cose poi dopo anche non volendo, voglio dire, alla fine le ritiri fuori, insomma, in buona fede, non per plagio, voglio dire. E quindi vedendo questi film certamente mi sono un po' rifatto a generi che io avevo assimilato vedendoli o al cinema o in televisione, insomma. Quindi nulla di particolare, era solo un'ispirazione non originale, ecco, diciamo. Maestro, tra l'altro nel suo curriculum lei ha un film molto divertente, già dal titolo: Crash, che botte, strippo, strappo, stroppio. Ma guardi, questo film qua mi ricordo che c'era il regista che era un mio carissimo amico, lui mi fece i testi, praticamente li fece lui, no? Siccome lui era un operatore che poi era passato alla regia, che aveva fatto anche quello di Laura Gemscher, come si chiama, Emanuele Nera, eccetera, che poi ha fatto anche questi film, e lui siccome il film era un po' pazzoide proprio come storia, come copione, come tutto quanto, lui mi ispirò anche questi pezzi dal punto di vista musicale, lui ci mise i testi, strippo, strappo, io non me li ricordo neanche, che erano molto particolari e furono molto divertenti, e in questo mi diede la voce molte volte Ernesto Brancucci, che era un corista che molto con una voce lui faceva di tutto, insomma, anzi devo dire che purtroppo è stato sfruttato poco, ma io nei miei film l'ho sfruttato moltissimo. Tra l'altro, maestro, Ernesto Brancucci è quello che è più noto come Ermavilo, che ha curato tutti i testi delle canzoni della Disney. Ah, ecco, io non lo sapevo questo. Non l'ho mai incontrati, per esempio quando ho fatto anche delle musiche nella mia pazzia, ho fatto anche delle musiche, dei sigle di cartoni animati, per esempio, no? Che li ho fatti anche quelli casualmente, perché c'era il primo è stato Don Ciacchi il Castoro, mi ricordo, che non era piaciuto alla CAM, proprio a Giacchi, non gli era piaciuta la musica che c'era. Mi disse: guarda, qui la distribuzione non gli piace la musica cinese, giapponese che c'è sotto, pensa a qualche cosa. Io pensai a una cosa, gliela feci sentire come provino, e lui poi dopo mi chiamò e dice: perché non la canti tu? Dico: ma io non ho mai cantato le canzoni per bambini. Senti come viene carino. Infatti l'ho incisa anche quello, cioè che vendevo, perché poi i bambini si vendono un sacco di dischi, ma il motivo è semplice, perché i bambini prendono il padre e la madre per mano, li portano nel negozio e dicono: voglio il disco, voglio dire, quindi ne vendemmo, fu un rigurgito enorme, perché io ne feci 7-8 di musiche di cartoni animati, che poi si spostarono tutti a Milano con con Cristina D'Avena, che la produzione si è spostata tutta a Milano, quindi
a Roma l'abbiamo persa. Io feci questi film, furono Don Ciacchi il Castoro, fu The Bam, poi c'è Sam ragazzo del West, che quello era un pezzo che io avevo preparato per un film western, che poi dopo non era stato usato, quindi l'ho usato invece gli ho messo un testo e l'ho usato per Sam il ragazzo del West. Poi Fanta Super Mega, insomma ne ho fatti 5 o 6, Jenny la tennista. Lei ha curato anche le musiche per molte commedie sexy, commedie erotiche, commedie scollacciate, e poi ha lavorato moltissimo con Gio D'Amato nel ciclo Emanuel. Quanti ne ha realizzati di Emanuel nella sua carriera, maestro? Di Emanuel ne ho fatti, dunque, di Emanuel il capostipite è stato Black Emanuel Nera, con Laura Gemscher protagonista. E poi lei, siccome fece perché violenza alle donne, ce ne stato un po', 3 o 4 di sicuro, poi quelli dopo l'ho persi per il motivo che forse ho detto poc'anzi, che siccome ogni tanto io partivo per l'estero, successe che io tornando a Roma telefonavo a Gioe D'Amato e lui mi diceva Nico, guarda, mi dispiace ma ti ho messo le corna perché tu non c'eri, dice, quindi mi serviva urgentemente, cioè dico, ma non ti preoccupare che il problema non esiste, insomma. E quindi altri li ho persi quasi tutti per questo motivo, perché io lavoravo con un regista, poi dopo tornavo, siccome lui continuava a lavorare sempre sullo stesso genere, io invece zompavo di qua e di là per il mondo, mi tornavo, lì si trattava di fare una scelta, come hanno fatto molti, per esempio ecco, c'è il mio amico e collega Pino Doraggio, che lui, pur avendo dei grossi successi dal punto di vista vocale, diciamo come cantante, a un certo punto ha fatto una scelta ben precisa, ha mollato il canto e si è dedicato totalmente al cinema, cosa che avrei dovuto fare anch'io, perché il cinema poi fra l'altro anche dal punto di vista sia del successo economico che anche della fama, del ricordo, ha una durata molto più lunga, perché i film che vengono proiettati di continuo in tutto il mondo, no? Quindi io questi 20 film che ho fatto, anche dal punto di vista economico come diritti d'autore, me li vedo arrivare, anche film fatti nel 64, 65, mi arrivano sempre dei soldi, mentre le canzoni, voglio dire, la tournée e i soldi, la parte economica frutta il momento che tu la fai e poi basta, insomma. E quindi quella era una scelta dal punto di vista economico egoistico da dover fare, anche però io devo mettere la passione per il canto, perché poi la febbre, cioè la droga del pubblico in sala che ti applaude e ascolta le tue canzoni, è una cosa insostituibile, insomma, è un film non te la dà mai, insomma. Maestro, qual è secondo lei la canzone che più la rappresenta nel mondo della musica leggera e la colonna sonora che rappresenta al meglio il suo stile compositivo? Dunque, durante questi 60 anni quasi di mia carriera di musicista e di cantante, dunque come cantante devo dire che il cavallo mio di battaglia, quella che ha bucato più di tutti, devo dire, è stato legato a Granello di Sabbia nella sua semplicità, perché ho fatto delle canzoni anche forse poi ne ho fatte delle altre che secondo me sono anche meglio del Granello di Sabbia, però poi il problema delle canzoni, dello sfondamento delle canzoni con il pubblico è un mistero, perché non si sa, cioè, io mi ricordo che feci Legato a Granello di Sabbia, la presentammo alla giuria del Festival di Sanremo, la bocciarono. Il provino lo fece, mi ricordo, Genniluna, Micocci mandò una lacca di Genniluna, la bocciarono, però alla RCA piaceva il pezzo e anche sul suggerimento mio, che questo è un pezzo estivo, d'estate non escono mai dischi, perché diceva, dopo l'uscita di Sanremo il mercato si fermava, nella produzione diciamo si fermava un po', e noi uscimmo durante l'estate e era in tutti i jukebox, insomma io mi ricordo che noi, insomma, è stato il primo disco in Italia che ha venduto 1,5 milioni di copie, che è stata una cosa, anche lì non facevano a tempo a stampare le copertine, è stata una cosa terribile, che io stesso sono rimasto sbalordito, anche perché il pezzo era un pezzo sì, molto molto piacevole eccetera, però niente, lì giocano degli elementi. E poi dopo feci Goccia di mare, che secondo me l'avevo lavorato pure meglio, mi sembrava anche meglio, io ne ho fatti anche degli altri dopo. Ho fatto un pezzo addirittura con Mogol che si chiamava, come si chiamava? No, poi con Mogol ho fatto Con te sulla spiaggia, che ha funzionato anche quello, insomma. Però il Granello di Sabbia è stato un mistero, lo stesso Micocci quando partì, successe la stessa cosa di War Sky, cioè la RCA non riusciva proprio a stampare, guarda che 1,5 milioni di copie sono tante in 3-4 mesi, adesso nel tempo non so neanche quante ne ha vendute, perché poi
Ma la colonna sonora che meglio mi rappresenta in realtà non c'è, perché io in ogni colonna sonora ci ho messo quello che io sentivo in quel momento. Per esempio i film, quelli di Laura Genscher, che pure sono stati definiti sempre un genere un po' pecoreccio, diciamo così, io ho fatto dei temi molto belli lì dentro, dei quali io sono per lo stesso pezzo che è Black Emanuel, che è un pezzo che è stato inciso anche con orchestre straniere. Per me quello è un pezzo molto valido, molto bello. Poi i temi, sai, io dunque, avendo fatto 20 film, io in ogni film ci ho sempre messo minimo 3-4 temi per una situazione, per cui 20 per 4 fa 80, io ho 80 temi che mi ronzano nella testa, che ho sempre fatto al massimo, cioè ogni volta che mi sono messo lì e l'ho fatto come se fosse stato il tema conduttore del film, sperando che lo fosse, voglio dire, quindi non saprei dire. Questo di Black Emanuele è un pezzo che mi piace molto. Poi ci sono dei pezzi che sottolineano le scene erotiche, eccetera, che secondo me sono molto belli. Insomma, se venissero messi in un film di Visconti, diventerebbero dei successi enormi, capito? Mi racconta un aneddoto legato al suo incontro con il grande Henry Mancini? Dunque io mentre Micocci presentava al festival, alla giuria del Festival di Sanremo, in una lacca cantata da Jenny Luna, il mio legato a Cornelio Di Sabbia, che io gli avevo accennato così molto come con un registratore, io ero partito per l'America perché la RCA americana mi voleva premiare e voleva conoscere chi era questo fenomeno che in Italia aveva venduto più dischi di Harry Belafonte, perché aveva venduto Water Sky in quel periodo e Il mondo di Susie Wong anche, e la Paramount mi invitò Paramount e RCA mi invitarono a New York. Io andai lì, stetti lì una settimana. In quel periodo stavo facendo la prima di un film a Radio City, che era proprio sotto la RCA, un cinema enorme che ha un palcoscenico, una meraviglia, dove ci stanno 100 ballerine affiancate una all'altra, quindi invece di 100 persone così, e occupano tutto il palco, dove lì faceva l'avanspettacolo, che per noi in Italia era un avanspettacolo, lì erano delle riviste musicali dispendiosissime, veramente belle. E mi ricordo che stavano facendo Breakfast to Tiffany in quel periodo, che la RCA mi raccomandava, dicendo: guarda, un film che è stato lanciato molto bene, perché non lo vuoi vedere? Io lo andrei anche a vedere, ma ho visto che c'è la fila, perché lì quando c'era la prima di un film c'era il pubblico che faceva la fila davanti al cinema, davanti al palazzo seguente, lungo la strada, c'era una fila di 300-400 metri, insomma. Allora dicevo: vabbè, non ti preoccupare che noi entriamo da un'altra parte. Io andai, vidi questo film e mi piacque moltissimo. Mi ricordo che quando vidi Audrey Hepburn sulla finestra con la chitarra, che era mi prese una cosa allo stomaco, perché era un pezzo, proprio perché cantato da una dilettante, diciamo, mi parve veramente bella. Allora andai e ritornai sulla RCA e dissi: ma che bella questa canzone, dico, di chi è? Henry Mancini. Dice: guarda, Henry Mancini viene qui domani, perché se hai piacere, come non ho piacere di conoscerlo. Infatti lo conobbi il giorno dopo, e lui parlava un italiano un po' da italo-americano, insomma, così, però fu molto simpatico. Io gli dissi che mi piaceva il pezzo moltissimo, che se per lui andava bene, avrei voluto l'esclusiva per cantarlo per primo in Europa. Lui mi firmò, c'ho la partitura a casa proprio, primo in Europa, c'è la partitura di Moon River attaccata al muro, e lui mi diede questa esclusiva. Lui dopo, quindi io contentissimo, andai subito a Roma, mi feci fare l'arrangiamento da Luis Bacalov, pensando di fare un successo enorme, perché guarda, questo qui altro che Granello di Sabbia, questo pezzo facciamo il 48. E devo dire che il pezzo ha avuto un successo buono, però non come io pensavo, cioè le solite cose delle canzoni, capito? Perché il pezzo è bellissimo, cioè. Poi lui venne a Roma e siccome non era pratico di Roma, mi ricordo che io con mia moglie lo andammo a prendere insieme alla nostra amica, gli facevo un po' da cicerone a Roma facendolo girare, cioè, quindi lo conobbi. E lui qui mi suggerì alcune idee, siccome sapeva che facevo anche dei commenti musicali, disse: guarda Nico, tu in un film devi pensare a una cosa sola, devi pensare a un tema, uno. Ti devi cervellare per fare un tema, e poi gli altri sono tutte cose che succedono dentro, così, i balli, le cose, i commenti, le suspense, sono tutte cose da mestierante, diciamo così, ma tirare fuori una bella melodia non ci riesce quasi nessuno. Infatti sono rari i film in cui... un esempio di allora mi ricordo che è un film che era veramente mediocre, che fu Duello al Sole,
Cioè, questo tema che mi ricordo che quando arrivò spendeva dappertutto, lo sentivi dappertutto, tant'è vero che io quando cantai Il mondo di Suzy Wong, proprio con l'idea di lanciare il film, fui chiamato proprio in America per quello, perché io avevo dato un aiuto importante al film, perché la canzone è famosa, appena uscì il film la gente va al cinema, infatti ci fu il produttore, quello che si preoccupava del lanciamento di questi film, che era un italiano che poi siamo diventati molto amici, che era Alberto Durante, il quale si preoccupava di queste cose, cioè di trovare un motivo per lanciare il film prima che il film venisse sul mercato, venisse lanciato, e quasi sempre era una canzone, perché le canzoni infatti Il mondo di Suzy Wong era un tema non cantato nel film, era solo suonato. Allora alla Ricordi di Milano non mi ricordo chi ci mise il testo, io lo cantai e anche quello ne vendemmo 600.000 copie, fu un successo. Nel 76 le fu commissionato di cambiare il tema dei titoli di testa del film Supercolpo dei 5 Doberman d'Oro, che in origine aveva le musiche di Alan Silvestri, l'autore delle colonne sonore di Ritorno al futuro e di molte collaborazioni illustri con il regista Robert Zemeckis. Si ricorda di questo fatto? E perché Bitto, che aveva sempre delle idee, evidentemente quelli che c'erano non lo soddisfacevano, delle volte il fatto che ci sia un grosso autore magari ha messo poco impegni nel fare un film che lo riteneva poco, e noi facemmo i titoli di testa. Mi pare che c'era un pezzo cantato anche lì, e il testo fu suggerito da Bitto Albertini, che lui nasce come operatore. Lui era un bravo operatore, poi si mise a fare il regista, insomma. Qual è il suo ricordo di Gio D'Amato alias Aristide Massacesi? Eravamo degli amiconi, proprio così. Lui a un certo punto, dopo il primo film, mi disse: Nico, fai quello che te pare. Dico: ma scusa, dimmi qualche. No, fai quello che vuoi. Tu ti vedi il film e sicuramente lo saprai dal punto di vista musicale, lo saprai giudicare meglio di me. Dico: vabbè, ti ringrazio della fiducia. Infatti feci tutti i film, quei pochi che ho fatto con lui, li ho fatti tutti così. Un amico proprio delle persone. Io poi con i registi a parte, pochissime volte ne avevo sempre, con Bitto per esempio giocavamo, ci divertivamo, insomma. Sì, ho avuto sempre degli ottimi rapporti con i registi, rapporti che poi purtroppo per colpa mia, insisto col dire questa cosa, si rompevano perché io non c'ero, ecco, quindi a un certo punto loro, siccome il cinema è una macchina infernale che non si può fermare, è finito il film e ci vuole la musica, c'è il doppiaggio, la musica eccetera, e la musica chi la fa? Nico Noccetto sta a Rio de Janeiro. Molti commenti fatti da nuovi autori che sono, siccome la musica cambia, anche oggi vedo che usano altri strumenti, si sta ritornando un po' all'orchestra, però io direi che il musicista andrebbe lasciato molto libero, cioè gli andrebbe insegnato poca roba, cioè se uno è un musicista, perché certo se uno non mastica niente di musica o non ha ispirazione è inutile che faccia quel lavoro, altrimenti meno gli ci insegna meglio è. Guarda, io c'è una mia carissima amica che è la moglie di Giacomo Dell'Orso, che fa l'insegnante di canto, ma lei non è che insegna a cantare, lei insegna la tecnica di respirazione, diaframma eccetera. Io ogni volta che ho parlato con lei, siamo molto amici, io una volta gli volevo mandare una ragazza da lei, perché era una che vedevo che non se la cavava molto bene. Lei disse: no, guarda, adesso a parte che non lo faccio più, però lei ha detto: io non insegno mai a un cantante come deve cantare, perché lui deve cantare come sa cantare lui, cioè è inutile che gli dico, è cosa che io infatti un po' condanno, e sono queste trasmissioni televisive dove ci sono i maestri che insegnano a cantare ai cantanti, ai cantanti gli va insegnato come respirare, gli hanno insegnato come prendere i fiati, però poi il modo di cantare, il successo ce l'hanno, nelle volte il successo è fatto da difetti, hai capito? Non è fatto da qualità, perché un cantante perfetto che canta tutto benissimo, va bene anche lui, non è che lo vada, però poi c'è Domenico Modugno che non è un bravo cantante, come cantante è un po' uno strillone, detto proprio fra virgolette, insomma, no? Molti cantanti, ma tutti, adesso non so, guarda, Fausto Leali, ma tutti, molti cantanti, specialmente il periodo nostro dei cantautori, erano fatti da voci maleducate, Gino Paoli, io stesso, non avevo mai studiato canto, capito? E poi dopo c'erano i cantanti di scuola che erano Achille Togliani, Gino Latilla, tutte belle voci, perché nulla da dire, però entravano in uno standard più ufficiale, insomma, capito? Il difetto guardi Popatti Bravo, voglio dire, insomma, Ornella Vanoni, cioè i difetti fanno la personalità di una voce, quindi
ecco lì che da dell'Orso la regione, quando dice io un cantante non gli insegno come prendere i fiati eccetera perché possa cantare, perché se molti rimangono senza fiato perché non sanno respirare, diaframma eccetera, però a parte quello io non insegno nient'altro. Morricone sosteneva che l'ispirazione non esiste. Per lei l'ispirazione esiste, e che consiglio darebbe a un ragazzo che oggi si approccia al mondo della musica applicata alle immagini? Guardi, poco fa lei stava citando il fatto che Morricone dice che l'ispirazione non esiste, invece io nel mio piccolo, per carità, non mi voglio paragonare sicuramente a un mostro come Ennio, però io dico che tutto quello che ho fatto l'ho fatto tutto su ispirazione, sempre, capito? Cioè io vedendo l'immagine ho ricevuto un'impressione e ho partorito delle cose che dopo le ho sistemate un po' meglio, diciamo, perché però secondo me l'ispirazione è... Poi certo c'entra anche un po' di tecnica, un po' di, voglio dire, devo usare gli strumenti in un certo modo, lì subentra l'arrangiatore o il colore, lei guardi tutti i pezzi che abbiamo citato poco fa, forse di Henry Mancini, tipo Elephant Walk, la Pantera Rosa, poi dopo viene usata con degli strumenti che gli danno qualità alla cosa, però l'ispirazione è sempre, secondo me, voglio dire, le canzoni, io tutte le volte, cioè le canzoni si fanno sempre nei momenti tristi, capite? Quando uno è allegro fa un pezzo come gli viene, lo monta facilmente, ma un pezzo serio viene sempre da una delusione, da un dolore, quando uno viene lasciato, lì è il momento migliore per comporre una canzone. È una domanda che faccio spesso a tutti i compositori, sia veterani come lei che giovani talenti. Qual è per lei il significato di musica per l'immagine? Quello che ho detto poco fa, cioè ricevere un'ispirazione da un'immagine e commentarla con una musica che ti viene in quel momento in testa, insomma, che quello lo può fare soltanto un compositore guardando un'immagine, perché può darsi che la vediamo in tre compositori diversi, ci ispira a tre cose diverse, no? L'ispirazione è un fatto personale dovuto al momento in cui si trova uno, cioè se è un momento doloroso, un momento malinconico, un momento di riflessione, un momento professionale, poi c'è il momento professionale che è quello peggiore, cioè che uno lo guarda proprio con un occhio freddo, dice io qui ci farei questo, e allora viene fuori una musica magari bella, anzi sicuramente bella, però poco sofferta, poco sentita dall'autore, diciamo, insomma. Cioè la musica è una bestia strana, è un po' come la pittura, no? Che uno delle volte vede un quadro che è Fontana che ha fatto 3 tagli in una tela e vale 50 milioni, io non ho capito bene perché vale 50 milioni, però evidentemente c'è qualcuno che ritiene che rivalga, insomma.